fatto. Si fa il lievito, si immarca bene quando scioglie. Amici di Bella Sicilia, oggi prepariamo il pane come si faceva una volta. Il pane aveva 15 anni che faccio. Il pane aveva una bella esperienza, mi veniva sempre bello morbido, bene. L'odore che faceva, che per tutta la contrada che si sentiva il pane, era una cosa bellissima. Ora si deve amalgamare così. Io a 15 anni facevo il pane già, perché mia mamma aveva una famiglia di 6 figli. Io ero l'unica più grande, ma quasi, e quindi piccolina mi mettevo a fare il pane. Oggi per la Bella Sicilia. Ora si deve lavorare così, mettere acqua a poco. Per fino che appunto di fare il pane. Il sale si mette a 2 o 3 volte, un pochino per volta. E io quando facevo, a Maida mi veniva bellagina. Una volta era una festa quando si faceva il pane, perché pure io tanto facevo la pizza, facevo le frittelle. Ora l'olio che è la pasta raffina. Proprio alla finale, così la pasta si fa bella fina, la vedi che si fa più fina, così. Questo è un artificio che si può fare così, con i pugni. Diciamo neanche i panuette, diciamo proprio all'antica. I panuette. Il peso d'occhio. Quando è infornato fanno bello sciauro. Questo pane ora deve stare in base al tempo. Se è inverno può stare pure 6, 7, 8 ore, perché fa freddo e ci vuole tanto a lievitare. Se è estate pure 2-3 ore è pronto di infornare. Allora, ora lo copro per lievitare meglio. Lo mettiamo a letto, ora lo copriamo per lievitare. Questo è ora il momento cruciale di infornare e dopo qualche 10 minuti dovremmo essere già pronti per sfornare il pane. Oh, sì, perfetto. Essendo che lo buca, gli diciamo al pane di non alzarsi, gonfiarsi. Così il suo calore all'interno, tramite questi buchi, esce fuori. Per certi versi rimpiango di cedere un po' tutto ciò. Le decisioni di famiglia ci hanno portato un po' ad altre scelte, ossia di cedere un pochettino questa realtà. Spero che possa andare a finire in mani di persone altrettanto amorevoli verso questo posto. La curiosità di vedere la cottura, il colore di sopra, che automaticamente fa capire che è venuto di forno molto bene, grazie ai grani siciliani. Mia mamma dice liegio, e in sostanza è leggero. Sì. Quando è leggero... Si capisce anche quando la pesantezza. Esatto. È leggero, è cotto. L'umidità della panificazione è uscita fuori e perciò l'interno vuol dire che della cottura è giusta. È pulito già il forno, però sempre c'è la farina più che altro. Ma come capiamo che il pane è venuto buono? È perché è bello colorito, leggero, cotto bene. Non è bruciato di sotto. Non è bruciato e a volte sotto viene rameggiato scuro quando viene bruciato un pochino. Questo significa che il forno era a giusta temperatura giusta. Rosella sopra, rosella sotto. Soddisfatta quindi del risultato? Sì.
perché a volte capita che viene brutto, o crudo, o bruciato, e una non ha la soddisfazione che ha fatto il pane. Oggi è venuto buonissimo. Ora unciamo con l'olio, origano e bruschette. e viene benissimo. Amici di Bella Sicilia, il pane cunzato. Abbiamo modo di degustare i risultati della fatica del lavoro di questa mattina. Mettiamo con l'olio, Ora mettiamo l'origano. mettiamo l'acciughe, così viene bello saporito. Si aspettava che si sfornava il pane e si mangiava. Amici di Bella Sicilia, questo è il pane condito. Pronto da mangiare.